Una vittoria in rimonta e per di più in 10 uomini. La Nuorese non finisce di stupire ieri contro il Fondi, ha dato un'altra prova di forza. I gol di Fabio Cocco e Pierpaolo Falchi, che hanno risposto al gol di Cusino, hanno dato ai verdeazzurri l'11ª vittoria consecutiva, la 13ª in campionato. 3 punti che consentono ai verdeazzurri di riportare il distacco dal Valle d'Oria a distanza di sicurezza. 8 lunghezze che i sassaresi dovranno cercare di recuperare nelle 13 partite che mancano da qui alla fine del torneo. Ma la capolista ieri ha dimostrato di essere una formazione matura e di saper vincere le partite anche non giocando al massimo e contro un avversario ostico, ben disposto in campo, che fa della velocità delle ripartenze la sua arma migliore. Ci è voluto anche un pizzico di buona sorte e soprattutto ci sono voluti 2 miracoli di Corsi, che ha detto no a Cadau in 2 occasioni nel secondo tempo sull'1-1. Un gol in quel momento topico della gara avrebbe fatto pendere la bilancia dalla parte della squadra di Sebastiano Fronteddu. Invece la Nuorese ha creduto fino alla fine nella vittoria, che è arrivata nei minuti finali. La Nuorese ha sopperito alla grande anche ad assenze pesanti come quella del centrale difensivo Pischedda e dell'esterno Luca Di Angelo, ma la rosa da ampie garanzie e i sostituti hanno fatto il loro dovere. Adesso i verdeazzurri sono chiamati a ripetersi a Bitti, una gara sulla carta alla portata di Pita e compagni, ma che la Nuorese dovrà affrontare priva di Palumbo, che sarà sicuramente squalificato. Resta solo da attendere l'entità della sanzione, che potrebbe essere di 2 giornate. Ma Falchi ha dimostrato di essere pronto a guidare l'attacco della Nuorese, che vuole chiudere il mese di gennaio con un bottino di 3 vittorie, al fine di mettere i sigilli sul campionato. La gara di ieri, la prima dopo la sosta natalizia, ha ribadito la forza della Nuorese, che in questo torneo si sta togliendo tante soddisfazioni e punta a tornare già nel 2013 nella massima serie regionale di calcio.